Torniamo in diretta per la seconda parte del Bosco dei Sogni. E pensate un po', cari amici, dove sono andato a trovare il nuovo ospite di questa puntata. Siamo in collegamento con un fuso orario, giusto Mario, di 12 ore. Giustissimo, buon pomeriggio a tutti quanti dall'Italia. E lo diciamo assieme, siamo in collegamento con la Polinesia francese e l'isola si chiama Moorea. Moorea, L'isola di Morea. che in tahitiano vuol dire ramaro giallo. Geco giallo. Geco giallo. Esatto, geco giallo. È prestissimo, lì sono le 6:30 di mattina, cosa sono le 6:40? Sì, esattamente le 6:40, 41 adesso in questo momento, perché abbiamo un fuso orario di 12 ore rispetto all'Italia. Diciamocelo, non sei lì in vacanza, giusto? Non sono qui in vacanza e sono ormai qui in Polinesia da 10 anni e ho un'attività turistica ovviamente qui e accompagno i miei clienti a fare il safari 4x4 con Safari Mario Morea, azienda che ho creato io qua. Mario è conosciutissimo, veramente molto molto conosciuto, proprio per l'attività turistica di cui è proprietario e organizzatore da più di 10 anni e che segue con molta passione e molto amore. La Polinesia francese, Grazie. cosa c'è da dire? È un paradiso terrestre, adesso ce la racconti un po'. Ma come è nata questa tua scelta da italiano che ha cambiato totalmente mondo, direi? Sì, esattamente. Io ormai sono 18 anni che lavoro nel mondo del turismo e a 30 anni praticamente ho cambiato, ho svoltato così, perché ero un po' stufo della vita di Torino. Io abitavo a Torino, diciamo, perché ormai abito qui in Polinesia, e ho cambiato completamente, ho iniziato a lavorare nel mondo del turismo fino a quando un tour operator romano, e lo dico perché mi fa veramente molto piacere, Paradiso, mi ha chiesto di venire qui in Polinesia per fare l'assistente turistico per la clientela italiana. E da qui, una volta arrivato qui in Polinesia, ho praticamente iniziato a vivere qui e mi sono adattato e ho poi pian pianino nel corso del tempo, 6 anni fa, ho aperto poi Safari Mario Morea per portare in giro i clienti. Ed effettivamente, come dicevi tu, sono un po' conosciuto perché l'amo il mio lavoro, amo quello che si fa ed è veramente bello riuscire a portare la sensazione della bellezza dell'isola all'interno di un tour che per molti potrebbe essere stupido, perché la nostra clientela spesso e volentieri viene qui in vacanza perché il mare e i posti sono straordinari, ma non dimentichiamo che la Polinesia, soprattutto Morea, non è solo spiaggia, non è solo mare, ma anche l'entroterra, perché Morea è una vecchia caldera vulcanica, è un vecchio vulcano. Tutte le isole della Polinesia sono vulcaniche praticamente, per cui è un posto, sembra sotto un certo punto di vista in alcuni scorci Jurassic Park. Riesci a, in poche righe, in poche frasi, a descriverci un po' la tua isola, l'isola in cui vivi, com'è? L'isola in cui vivo è una bomboniera, è uno spettacolo. Perché è una bomboniera? Perché hai delle spiagge che sono straordinarie, dei posti che sono veramente belli, la barriera corallina e l'acqua è qualcosa di cristallino. Io credo che se tornerò in Italia un giorno non metterò più piede in acqua in Italia, o devo andare da qualche parte proprio specifico, e forse neanche in Sardegna, perché l'acqua poi in Sardegna è fredda, qui invece è calda. Per questo, per quanto riguarda la spiaggia e il mare. Invece l'entroterra è verde, rigoglioso, qualche cosa di ricco, di straordinario, è qualcosa di unico veramente. Certo, si è per così dire un po' scherzato con gli amici, con qualche speaker che ho invitato anche qui in radio a parlare proprio di questo, nel senso lockdown, che bello sarebbe uscire dall'Italia, nel senso, sai quando si sogna dire l'isoletta nell'Oceano Pacifico, caldo tutto l'anno, il mare è bellissimo. Stiamo sognando o è in parte così? No, allora, bravo. Questa è una domanda, e tra le altre cose è una cosa che mi scrivono anche tante persone che mi trovano su internet. Mi scrivono: no, perché il mio sogno è venire in Polinesia, perché effettivamente lockdown, mare, quello e quell'altro. Tanta gente, anche i miei amici, quando c'è stato appunto il lockdown a Torino, mi dicono: ma tanto tu sei fortunato perché comunque lì sei al mare. È vero, questo è vero. Sotto questo punto di vista è un po' vero, perché non
avevo una restrizione da casa, per cui non ero costretto a stare a casa. Esco di casa mia qua, attraverso la strada e ho la spiaggia, una piccola spiaggetta c'è senza nessun problema. Il problema di fondo sono gli anni, che poi qui non c'è niente, nel senso che comunque sia siamo limitati, sì, mare, spiaggia, sole, e poi se si vuole andare a vedere un museo, se si vuole andare a vedere qualche cosa. Ecco, diciamo un esempio è che io vivo il lockdown, diciamo tutto l'anno, perché comunque sia a Morea soprattutto non abbiamo un cinema. I ristoranti che ci sono, per esempio, chiudono spesso e volentieri alle 8:30, 9, sono già chiusi. Non c'è una vita serale, non c'è una passeggiata a lungomare. Mi è fatto venire in mente una volta dei clienti che mi ha scritto: ah Mario, guarda, mi ho incontrato tramite WhatsApp, erano in hotel, mi fa: ah, ma ci puoi consigliare un ristorante per andare a mangiare fuori? Benissimo, senza nessun problema. Ah, perché poi vogliamo andarci a fare la passeggiata a lungomare. E non c'è una passeggiata a lungomare, c'è proprio la strada, gli alberi, lungomare e la spiaggetta. In alcuni casi c'è, in altri no, perché poi si spuntano le case private sulla spiaggia e non c'è, e a volte non ci sono neanche i lampioni per illuminare la strada. Sì, quindi non è proprio la classica, cioè non è Alassio, tu prendi Alassio, lo porti qui ed è uguale, assolutamente no, È assolutamente tutta no. un'altra cosa. Tutta un'altra cosa, tutto un altro mondo, tutta un'altra ottica di vedere. Qui è vero che non c'è la fretta, si vive tranquilli, la vita è molto, molto tranquilla, molto rilassata, tanto comunque sia, si dice sempre il sole splende per tutti qua, per cui è una cosa, è una cosa tranquilla, si dice anche per il business, per cui tanto prima o poi il sole spunterà e sorgerà e illuminerà tutti quanti, per cui Com'è stato l'integrazione con la popolazione locale per te, che sei italiano, che venivi da fuori, quindi? sai, io ormai, allora, c'è da dire una cosa, io ormai qui sono da 10 anni. I primi anni che ero qui ovviamente non ero molto conosciuto perché facevo il mio lavoro, sì, conoscevano un italiano che viveva qua e boom, basta. La cosa che l'integrazione si è fatta più viva quando ho iniziato a aprire l'attività e ovviamente la gente ha iniziato a conoscermi meglio. Vivendo qui, soprattutto nel mio quartiere, ma ti faccio un esempio: domenica sono andato in spiaggia perché qui domenica era la festa della mamma, incontro due persone che erano lì che facevano un barbecue alla spiaggia, io sinceramente non me li ricordavo perché poi i visi sono più o meno tutti uguali e loro mi fanno: ah, sì sì, Mario, quello che fa il safari 4x4. Ah, perfetto, vedi, tutti quanti mi conoscono qui alla fine, ma proprio perché ormai vado in farmacia, mi chiamano per nome. Vado al supermercato, non so, mi mancano 100 franchi, aspetta 5 minuti e te le porto. E non è assolutamente un problema, ma perché proprio sono conosciuto, senza nessuno, grazie anche al fatto che comunque sia lavoro. E l'integrazione è geniale perché appunto essendo conosciuto sai che comunque sia lavori bene, sai che comunque sia sei una persona onesta e non hai nessun problema sotto questo punto. Assolutamente. Prima di parlare di quanto accaduto con il lockdown e cosa si sta muovendo, mi hai portato uno dei primi brani che mi hai consigliato, è Mille giorni di te di me di Baglioni. Come mai? Io lo sapevo che mi facevi questa domanda. Guarda, Mille giorni te di me è la canzone, secondo me, sai che ogni canzone ti segna durante l'arco della vita, ovviamente, e Mille giorni di me è una di quelle che comunque sia ti fa pensare agli amori della gioventù, perché adesso non ricordo più se questo brano qui era degli anni 80-90, credo, A metà inizio del probabilmente, 90. sì. Sì, credo. Ed è una poesia, secondo me, sotto questo punto di vista proprio che Claudia ha fatto. E ricorda semplicemente delle storie passate che sono finite e così. Ok, quindi nessuna motivazione romantica che ti abbia spinto ad andare via dall'Italia, no? Ok. No, per questo no, sotto questo punto di vista qui no, assolutamente Ok, no. ok. Sono proprio i No. ricordi giovanili e la bellezza della poesia della musica Sì, italiana. bravo, bravo. Situazione lockdown in Polinesia e in particolare nell'isola in cui vivi e hai la tua attività. Cosa sta accadendo? Allora, sta accadendo, allora, cosa è successo inizialmente? Inizialmente
successo che intorno al 15 di marzo, appunto, visto il propagarsi dell'epidemia un pochino dappertutto, abbiamo iniziato ad avere dei casi qui in Polinesia, soprattutto a Tahiti, non tanto qui a Morea. A Morea soprattutto solo 2 casi, ma che poi comunque sono rientrati abbastanza in fretta. E il problema è stato che appunto la Polinesia, per paura di avere ulteriori contagi e soprattutto per un problema di sanità, perché credo che come sale di pronto intervento, di incubazione ne avevamo veramente molto poche, credo 3 o 4 al grande ospedale di Tahiti e poi poche nelle altre isole. Quindi diventava veramente problematica riuscire a gestire l'epidemia nelle isole, e nelle isole quante? 117 isole disperse in un territorio quanto l'Europa, e forse più grande dell'Europa. Per cui era quello il problema, che se un cliente veniva qui si andava a infettare, ovviamente non facendo apposta, però andava a infettare delle persone locali a Fakarava o nelle Tuamotu o in altri punti o a Bora Bora o in altre cose, diventava veramente difficile riuscire a gestire la cosa. E allora il paese, sotto questo punto di vista, ha deciso per prima cosa, ha chiuso l'arrivo delle navi da crociera, perché ovviamente essendo paese turistico abbiamo nel mese di marzo e aprile avevamo un sacco di navi da crociera che dovevano arrivare qui in Polinesia, Esatto. e quelle le ha chiuso i porti, prima cosa. La seconda cosa, intorno appunto il 15 di marzo ha deciso di interrompere i voli internazionali, e ha chiuso i voli con la Francia praticamente e con il resto del mondo, per cui non c'erano più voli dall'America, non c'erano più voli, anzi Trump prima aveva chiuso i voli in America, per cui i voli Air France dovevano fare scalo da qualche altra parte, e poi ha chiuso tutto quanto qui a Morea, in Polinesia, per cui non c'erano più clienti. Dal momento che hanno chiuso i voli, gli ultimi clienti poi sono riusciti a partire con molta difficoltà, perché appunto nessun'altra compagnia riusciva a capire come e dove fare scalo. Con molta difficoltà hanno chiuso tutto quanto, per cui abbiamo noi qui a Morea soprattutto 4 hotel chiusi. E ricordiamoci una cosa importante: la Polinesia è uno dei paesi che vive di turismo. Vive esclusivamente di turismo. La Polinesia vive esclusivamente di turismo. Qui abbiamo avuto una batosta enorme sotto questo punto di vista. Vivere la quarantena qui è stata anche difficile, perché per evitare la diffusione del virus tra Morea e Tahiti hanno chiuso anche i collegamenti tra Morea e Tahiti, per cui bisognava andare sul battello. Allora, Morea e Tahiti dista 30 minuti con il ferry, e ci sono 2 ferry, uno 30 minuti, l'altro 45. La distanza è circa 17 km e hanno chiuso proprio la divulgazione tra i passeggeri tra Morea e Tahiti, per cui siamo rimasti isolati all'interno dell'isola qui, tranquilli. Hanno addirittura fatto il coprifuoco, per cui alle 8 di sera non si poteva più uscire di casa in macchina. Sì, per cui sotto il mio punto di vista con i vicini non andavano di fuori davanti alla spiaggia, non era un problema, però il problema di fondo era che vivere qui la quarantena qui, qualcuno si è lamentato pure, però tutti quanti hanno il piccolo giardino in casa, non ci sono dei grossi palazzi, dei condomini qua, almeno a Morea. A Tahiti sì, ma qui a Morea no, per cui sostanzialmente stai in giardino, prendi il sole, non era un grosso problema. Hanno bloccato anche la vendita dell'alcol, perché ovviamente c'è un problema qui in Polinesia che la popolazione è, come si può dire, è abituata a bere troppo, Ok. e di conseguenza, per evitare violenze in casa, per evitare qualcosa del genere, hanno chiuso la vendita dell'alcol, che poi pian pianino, progressivamente hanno riaperto, molto 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 lentamente. E ci sono stati comunque anche sostegni da parte del governo a livello economico, mi sembra di aver capito. Sì, ho letto la stampa, ho letto qualche giornale in Italia che appunto gli aiuti in Italia sono arrivati o stanno arrivando a molto ritardo. Qui per Molto in ritardo. fortuna abbiamo avuto degli aiuti da parte del governo polinesiano, circa
per chi lavora ovviamente per sostenere i rappresentanti del turismo, perché io lavoro con un mio collega, ho 2 macchine, ho 2 jeep e lavoro con un mio collega, e ovviamente non c'è la possibilità di guadagnare perché non arriva il turismo, e hanno dato circa 850 euro al mese per quanto riguarda gli aiuti della Polinesia. In più alle società, alle attività turistiche, c'era un aiuto da parte della Francia di 1500 Certo. euro al mese. Bisognava fare domanda, ovviamente, tutta una serie di cose, però comunque sia questi soldi per fortuna sono arrivati. Situazione di sblocco adesso? Situazione di sblocco, questa è una notizia che è arrivata pochi giorni fa, e il governo prima voleva fare una sorta di aprire i voli e far arrivare i clienti e fargli fare la quarantena, cosa impossibile da fare. Avevano pensato di trasferire poi i clienti direttamente a Bora Bora per 15 giorni, ma come puoi capire diventa veramente difficile 15 giorni da Bora Bora a stare chiuso in un hotel, che comunque sia la stessa identica cosa da tutti, per cui per confinare i clienti. Già. Adesso hanno deciso per fortuna di aprire i voli, per cui i voli saranno aperti dal 7 con una quarantena di 7 giorni, ma credo che questi voli qui siano solo esclusivamente per i residenti che devono tornare qui. Dal 15 luglio ci saranno i voli intercontinentali aperti. Premessa che comunque sia bisogna fare dei certificati dei test prima di partire, 72 ore prima di partire per venire qui in Polinesia, e poi essere controllati qua, ma il controllo qui è un tampone ogni tanto, credo che comunque lo si faccia, ma è giusto per un controllo. Però dal 15 luglio le attività iniziano a riprendere. Credo che ovviamente i voli non saranno affollati, perché sicuramente purtroppo la maggior parte della clientela qui in Polinesia viaggia in nozze. E come puoi ben capire, se la gente non si è sposata, ovviamente non verrà. Beh, intanto sono buone notizie. Che stagione è questa? Sì, intanto è un segnale positivo, sì, questo è un bel segnale positivo. Allora, qui che stagione è? Qui siamo in inverno praticamente. Sta iniziando l'inverno, è esattamente l'opposto dell'Italia. Diciamo che qui in Polinesia abbiamo sostanzialmente 2 stagioni. L'estate ovviamente, perché il periodo di novembre, dicembre, gennaio, febbraio è un periodo molto caldo e umido, ed è il periodo veramente delle piogge, dicono la stagione delle piogge, e l'inverno che sta iniziando adesso, come per in Italia sta iniziando la stagione, qui sta iniziando l'inverno, e ti dico che dormiamo con lenzuolino perché fa freddino adesso. Invece d'estate non puoi neanche dormire, devi dormire con l'aria condizionata perché fa veramente, veramente caldo. Siamo a 1 minuto dalla pubblicità. La clientela che arriva sulla tua isola è variegata? Ci sono italiani, Sì, francesi, anche americani? americani soprattutto, inglesi, giapponesi, cinesi, senza nessun problema, assolutamente sì. Riscontri, visto che è tanto tempo che svolgi questa attività qui, più amore, più rispetto per la natura, magari rispetto a qualche anno fa, data anche l'evoluzione di questa situazione? Più attenzione? Sì, sotto questo punto di vista sì, beh sì, c'è una tematica mondiale, per cui sì, anche qui. Ok, ne riparliamo tra pochissimo. Terza parte del Bosco dei Sogni, Max Ungaro, e se cercate su Google, scrivendo in italiano, vivere in Polinesia, il primo responso che troverete sarà Mario Safari, il nostro Mario Orto, da cui siamo in collegamento adesso con l'isola di Moorea. Allora, abbiamo passato adesso diamanti e caramelle degli Stadio. Vuoi dirci qualcosa in merito? Gli Stadio è uno dei secondi gruppi che ascolto, che amo, e se ho la possibilità quando torno in Italia d'inverno dalle sentire, vado ben volentieri. Diamanti e caramelle, avevo una lista di 12-15 canzoni, non potevi metterle tutte, per cui ho scelto quella lì perché è veramente molto bella, molto ritmica e mi piace particolarmente. Ok, gli Stadio è un gruppo veramente eccezionale, grandissimo, che piacciono molto anche a me. Allora, la domanda è, per un italiano, com'è vivere
all'estero, visto che sono più di 10 anni che tu sei in questa bellissima Sì. isola. Com'è stare fuori dall'Italia? Allora, stare fuori dall'Italia è una cosa, ti fa capire molto di più i valori dell'Italia, ti fa capire quello che hai sotto il naso tutti i giorni, che spesso e volentieri quando io me ne rendo conto, quando i clienti arrivano qui mi dicono ah sì, però qui è vero, è un paradiso, sì, però hai parlo di Torino, per parlare di Torino hai la Mona Antonelliana, hai la Torre di Pisa, hai comunque sia delle bellezze naturali e artistiche in Italia che non ci sono da nessun'altra parte del mondo. Questo è fondamentale, per cui è una ricchezza interiore. Vivere all'estero è un'esperienza secondo me da fare per tutti quanti, perché ti aiuta a capire la differenza che c'è tra l'Italia e le manie che abbiamo noi italiani e gli altri paesi, e soprattutto ti apre la mente, ti apre il fattore culturale. Io non avrei mai potuto parlare inglese, francese se non venivo qua, assolutamente. Se rimanevo a fare la mia classica vita a Torino, in Italia, non credo che parlavo 4 lingue. Invece adesso parlo 4 lingue e ti aiuta a girare, ti aiuta ad aprire veramente culturalmente, anche soprattutto culturalmente. Cosa che non c'è mai da dimenticare, la propria base culturale, perché la cultura italiana diciamo che fa parte della cultura un po' di tutto il mondo, la cultura romana, la storia, quella è, e nessuno ce la cambia, per fortuna. Certo. Però dobbiamo riuscire a imparare a aprire la mente e accettare anche le cose degli altri, e iniziare a capire le culture differenti anche, perché è molto importante. Hai riscontrato qualche differenza tra il turismo estero, mettiamola così, e il turismo italiano? Il turista italiano, come si presenta? un'enormità di differenza, ma proprio un'enormità. Il rispetto sostanzialmente. Noi abbiamo un grosso difetto, allora, di non rispettare le persone. A me mi capita spesso e volentieri che do un appuntamento giustamente per fare il tour e esempio 7:50 alla reception, si arriva 8:05, 8:10, ah no, ma noi, ho capito io ragazzi, ma quando se tu devi andare a prendere il treno, ok? Vai in stazione 5 minuti prima perché il treno sai che parte alle 8. Allora perché non devi fare? Ma tanto sono in vacanza. Capito? Tu sei in vacanza, ma io sto lavorando. Gli americani, gli altri sono quasi sempre 5-10 minuti in anticipo e a volte ti chiamano pure. Ti chiamano e dice ma non sei ancora arrivato? Aspetta, l'appuntamento è tra 5 minuti, aspetta un attimo, perché è importante. Invece gli italiani purtroppo nella nostra DNA, a volte capita anche a me, lo faccio anch'io, arrivo in ritardo, di arrivare in ritardo senza nessun problema. E poi una cosa veramente molto brutta, questa è una cosa odiosa, ho pagato e pretendo. Assolutamente no, questa è una cosa bruttissima. Ti leggo anche alcuni messaggi che sono arrivati. Intanto c'è il 334. Davide, buonasera Max, complimenti al suo ospite. Chiedo se consiglierebbe questa bellissima isola solo ed esclusivamente come viaggio di nozze, quindi romantico, o c'è anche altro da vedere al suo interno? Grazie Davide. Davide, buongiorno, grazie a te per la domanda. C'è da vedere un sacco all'interno. Allora, se io consiglio di venire in Polinesia, consiglio sempre di venire per 3-4 isole, perché è un peccato non andare a visitare anche Morea, soprattutto Tikehau, Fakarava, e poi parliamo della splendida e famosa Bora Bora, ok? Bora Bora secondo me è un pochettino troppo famosa, molto più cara e molto più bella, perché la laguna è bella. Diciamo che io predilerei di venire a Morea per un po' di laguna, ovviamente, perché la laguna di Morea è spettacolare, e l'interno dell'isola che è fantastico, che è veramente molto bella, l'interno dell'isola è ricchissima. Invece Bora Bora, la ricchezza dell'acqua di Bora Bora, i colori sono qualcosa di straordinario, ma appunto non è la Polinesia, ragazzi, attenzione, non è Bora Bora, attenzione, questo è fondamentale. Morea è spettacolare. Poi c'è il 254
Giovanna che fa una piccola considerazione. Sentendo parlare l'ospite, mi è sembrato quasi di rivedere gli indiani d'America quando non avevano più nulla da fare e passavano il tempo bevendo. È così? C'è anche pericolo o è stato solo il momento del lockdown? Grazie Giovanna. Allora, Giovanna, no, il problema di fondo qui, come in tutti i paesi che sono stati, tra virgolette, colonizzati e poi nell'arco del tempo un po' così, no, è un problema, questo qui è un problema non soltanto del lockdown, è un problema che esiste in Polinesia, è un problema che l'alcolismo esiste. Vi faccio un esempio, credo che prima del lockdown ci dovrebbero essere state le elezioni. Quando ci sono le elezioni, essendo un paese polinesiano, essendo un paese francese, si voterà anche per le elezioni in Francia, ovviamente, o per le elezioni europee. Per cui quando fanno le elezioni vietano l'acquisto dell'alcol. Per cui la domenica tu vai al supermercato, ti sei dimenticato il vino per cucinare, esempio, non lo puoi comprare perché vedi tutto bloccato, perché hanno paura che la gente beve, allora il polinesiano che va a votare per i rossi potrebbe essere infastidito da quello che va a votare per i blu e si riempiono di botte. Per cui la domenica sotto questo punto qui è vietato l'alcol, non si può prendere l'alcol. È un discorso molto molto interessante. E Lì è ampio il discorso, sì, effettivamente è ampio. Questo è un problema sociale, sì. L'alcolismo qui sì, purtroppo sì. E ho letto su Wikipedia appunto che Moorea è anche una sorta di paradiso per la subacquea. Sì, sì, è vero, sono posti straordinari per andare a immergersi con tutto quello che vuoi vedere, perché ci sono squali, pinna grigia, tutti i pesci possibili e immaginabili ci sono, senza nessun problema. Darwin stesso aveva definito la barriera corallina dell'isola come un incanto. È così ancora, purtroppo un po' rovinata per via del tempo, perché è arrivato un'alga, tipo una stella marina, che in parte ha distrutto la barriera corallina, in parte. Però Cavolo. se si va al largo e ci si tuffa all'interno, fuori, sulla barriera corallina, si vedono le cose straordinarie. E poi c'è il 711 che dice: ahimè, ahimè, noi ci facciamo riconoscere sempre, soprattutto per mia esperienza, purtroppo noto che il turista italiano sporca, ragazzi, sporca tantissimo. No, quello no, sinceramente no, come tutti quanti. Sporcare no, perché non, assolutamente no. Almeno nei miei tour la gente è sempre molto educata e tutto il resto. Il problema è che abbiamo l'idea un po' contorta del turista. Spesso e volentieri mi è capitato che nella mattina o nel pomeriggio a fine tour dica: ah, Mario, ti puoi fermare al supermercato che andiamo a prendere l'acqua perché è cara. Tesoro mio, sei in viaggio di nozze, caspita, spendi questi soldi. Poi c'è il 948 che dice: è un sogno vivere lì, come ci si può stufare di mare, sole, caldo tutto l'anno e stare in relax? Davvero ci si può stufare? Grazie. Allora, ti faccio un esempio che faccio spesso anche ai miei clienti quando vengono con me, mi fanno più o meno la stessa identica domanda: come ci si può stufare? Ci si può stufare perché è come se io vivessi davanti al Colosseo tutti i giorni. Allora il primo anno apro le finestre, che bello, ho il Colosseo davanti, mi immagino le scene tra i gladiatori e tutto il resto. Il secondo anno ancora, il terzo anno, il quarto anno sei già stufo perché c'hai la macchina parcheggiata davanti al portone, non puoi uscire perché il turista te la lascia lì davanti, hai tutto sto chiasso dei turisti, hai tutta questa cosa e poi hai sempre il Colosseo davanti e dici dopo un po' basta. E si vede la cosa dopo un po' con un occhio diverso. Secondo me, se voi andate a chiedere a chi vive al mare, c'è tanta gente che non va mai in spiaggia perché ce l'ha lì davanti, è normale. E per me è uguale, se senti una cosa. Ormai ce l'ho qui davanti. Sono andato domenica perché era la festa della mamma con i miei vicini, ma se no non credo che oggi andrò in spiaggia, assolutamente. Sì, sono cose che si vivono proprio quando si è lì, si capiscono anche meglio, insomma. Allora, siamo vicinissimi alla chiusura e una delle cose che chiedo in chiusura, a parte se hai anche qualcuno da salutare, casomai qua in Italia, visto che manchi da tanto tempo,
È una ricetta. Hai qualcosa di speciale per noi? Allora, saluto mamma e saluto tutti i miei amici che mi stanno seguendo dall'Italia, anche amico che mi sta seguendo, e la ricetta. A me piace fare qui l'agnello con le patate al forno, Ok. è una cosa che adoro, per cui riesco a trovare per fortuna le cotolette di agnello al supermercato e si sbucciano le patate come sempre, io metto le patate con l'agnello nella teglia, molto semplice, e con un po' di gusti, sale, pepe, rosmarino e acqua, ovviamente olio, metto tutto in forno, e questo mi aiutava spesso e volentieri durante il periodo durante questo periodo qui, perché già il forno scalda un po' l'ambiente visto che fa freddo, e poi si cucina da solo, in modo che io quando tornavo a casa dal tour potevo pulire la macchina, perché la macchina la puliamo poi tutti i giorni, mettere a posto, fare i conti, rispondere alle mail, perché ricevevo mail tutti i giorni per eventuali tour in futuro, e tutto il resto. Veramente questo è uno dei piatti semplici da preparare, ma molto, molto buoni. E infatti Ovviamente. Marco 83 fa una domanda un po' maliziosetta, nel senso ti chiede se sei riuscito a esportare anche un po' di cucina italiana, quindi trovando eventualmente prodotti lì, o soltanto la mentalità del business italiano. No, 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 allora sono riuscito a esportare un po' di cucina italiana, sì, perché comunque sia, quando invito i miei amici a mangiare qui si leccano i baffi, e quello poco ma sicuro, perché comunque sia, tra la pasta fatta in casa, lasagne e il resto, senza nessun problema. La cosa che mi ha fatto venire in mente l'ascoltatore è che in questo periodo di quarantena, visto che comunque sia non lavoro più, mi sono inventato, ho iniziato a fare il tiramisù e venderlo, e andava e va alla grande. Sì, Hai esatto. unito l'utile al dilettevole, quindi c'entra anche il Ho, saper ho unito fare, l'utile. saper fare arte Esatto, all'italiana, l'arte del business. esatto, esatto. Ma Sì, trovando, perché poi sì, sì, trovando i prodotti italiani, quindi mascarpone, sì, savoiardi, sì, sì? sì, mascarpone, savoiardi, il caffè, ho trovato il Lavazza, sì, sì. Beh, i costi sono maggiori, i costi, perché la vita qui in Polinesia è cara, i costi sono maggiori, però sì, 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 sono riuscito a trovarlo senza nessun problema. Hai trovato un'idea vincente. Caro Mario, mi chiedono che contatti possiamo dare per eventualmente parlare con te. Allora, la mail, innanzitutto potete andare a vedere tranquillamente sul sito, su internet, Safari Mario Morea, e vi credo che arrivi subito alla pagina internet. Se no, la mia mail è mario@safarimariamorea.com, e poi mi potete trovare tramite Instagram, metto sempre qualche cosa su Instagram, Mario Morea, e poi TripAdvisor, e poi tutti gli altri cosi, basta che mettete Polinesia, Mario Morea o Safari Mario, arrivo subito. Veramente grazie di cuore per essere stato qui, a esserti alzato così presto alle 6:30 per parlare con noi qui in Italia. Ma assolutamente, è un piacere, ringrazio ancora tutti gli ascoltatori. Se hai un'altra ora libera, io ci sono senza nessun problema, quando vuoi, è perfetto. Molto volentieri, un caro abbraccio a te e alla splendida isola in cui vivi. Saluto i Sì. nostri ascoltatori del Bosco dei Sogni, mi state ancora scrivendo, la prossima volta che lo chiamo riporterò i vostri messaggi, so che è un paradiso tropicale, lo so benissimo, infatti anch'io ho cercato apposta Mario per parlare un po' con una persona fuori da tutto questo, però avete sentito che i cosiddetti, chiamiamoli problemi, come li abbiamo vissuti noi qui per alcuni aspetti, per altri aspetti sono stati vissuti anche lì. Diciamo che la buona notizia è che le frontiere si stanno a mano riaprendo e quindi potremo incontrare anche Mario di persona. Ci vediamo, ci sentiamo martedì prossimo alla stessa ora. Un saluto di una buona serata e un saluto a te Mario. Un abbraccio, sai? Grazie mille, grazie a voi e un abbraccione a tutta l'Italia. Alla prossima.